Al via finalmente al piano il 12 dicembre dopo 2 anni di lavoro. Sì, siamo estremamente soddisfatti. Il primo ringraziamento va al professor Di Lenarda e a tutto il suo staff, alla clinica di Trieste, universitaria di Trieste, all'assessore Telesca, perché davvero è stato un lavoro di squadra lungo 2 anni, ma estremamente proficuo. Noi oggi possiamo dire ai nostri cittadini che la riforma della sanità, che ha riorganizzato il sistema, ci ha permesso di tirar fuori le risorse per aggiungere servizi a quelli che già c'erano, e questo servizio, il programma di odontoiatria sociale, in prospettiva sarà uno dei più importanti che la Regione metterà a disposizione dei propri cittadini. Sono tanti gli obiettivi principali. Sì, intanto abbiamo riorganizzato e sistemato un sistema che oggettivamente non aveva regole e che quindi non dava adeguate risposte ai cittadini. Poi abbiamo individuato per categoria i nostri cittadini, scegliendo appunto degli interventi che verranno parametrati ai livelli di reddito ISEE, ma che ci permettono di dire che ad esempio per i ragazzi 0-6 anni o 0-14 gli interventi sugli apparecchi, ad esempio ai denti, sono fatti insomma ad un livello per il quale in altre regioni, in altri luoghi non avrebbero l'assistenza della sanità pubblica. Dall'altra parte, o comunque non a questo livello. Dall'altra parte, ovviamente per gli over 65, sempre parametrato al reddito, ci siamo occupati delle cosiddette protesi definitive. Si è parlato anche del rischio tumorale, tuttora presente nel lavorare. Intanto questa è una delle iniziative più importanti. Il fatto che ci sarà la possibilità di intervenire sulle diagnosi che riguardano appunto i tumori del cavo orale lo faremo con un luogo fisico deputato a questo, e quindi questo ci permetterà di farlo in tempi più brevi, con ovviamente una priorità individuata, e di riuscire a farlo, io mi auguro, per tante persone, anche perché si tratta di una di quei casi nei quali se si scopre per tempo il tumore si può intervenire anche con interventi non troppo invasivi. Dopo ovviamente diventa un problema. Un progetto innovativo che domani sarà presentato anche al Ministero della Salute. Esatto, questo ci dà una grandissima e ulteriore soddisfazione. Non siamo solo soddisfatti di aver aggiunto questo servizio importante, ma abbiamo avuto un importante riconoscimento. Questo progetto domani viene presentato al Ministero della Salute, è estremamente interessante per loro capire come siamo riusciti a costruire questo progetto, come lo svilupperemo, anche perché le persone che se ne occuperanno sono tante. Mi piace ricordare che per questo nuovo servizio noi assumeremo anche altre persone. Lo faremo ovviamente consapevoli che la sanità ha bisogno ovviamente di braccia e gambe per lavorare bene, ma ha bisogno anche di forze e di energie nuove, e su un progetto così innovativo ovviamente abbiamo bisogno di fare assunzioni. Assessore, ai centrali saranno i cosiddetti punti pronto soccorso odontoiatrici? Sì, per le questioni di emergenza legate alle problematiche odontoiatriche ci saranno i pronti soccorsi che si affiancheranno quindi ai pronti soccorsi normali, che in parte quindi serviranno anche a decongestionare i pronti soccorsi da queste problematiche che non sono appropriate nel pronto soccorso normale, e che daranno una risposta ai cittadini per quelle questioni legate all'emergenza che può capitare anche in ambito odontoiatrico. Potranno rivolgersi a questi pronto soccorso anche i non residenti? Sì, perché come per l'emergenza accade per tutte le attività in emergenza, chiunque si trovi nel nostro territorio, ma pensiamo anche ad estate il turista a Lignano, può ovviamente rivolgersi al pronto soccorso anche se non è residente qui. Si punta sempre il dito sulle liste d'attesa, ma mi dicono che il 30% dei pazienti che prenotano poi non si presentano. Ecco, in questo caso specifico è stato proprio calcolato che anche laddove in questa regione avevamo comunque già la possibilità delle prestazioni odontoiatriche nel sistema pubblico, c'erano le prenotazioni con però diciamo così, un assenteismo, chiamiamolo così, quasi del 30%. Accade anche nelle prestazioni non odontoiatriche, e noi siamo intervenuti prevedendo che chi non si presenta alla prestazione senza avere avvertito deve pagare comunque la prestazione o il ticket della prestazione. Questo per scoraggiare questi comportamenti che ovviamente purtroppo incidono poi sulla possibilità di prestare le cure a chi ne ha comunque bisogno. Nel caso dell'odontoiatria avete visto, se uno rinuncia è recidivo per più volte, esce proprio dal piano di cura, perché vuol dire che non c'è nemmeno un interesse e non è quindi corretto sostenere le spese per questi tipi di pazienti.